Tutti c'erano? Tutti? Tutti i baracconi. Erano i soldati lì, avevano I saccone. nostri però, erano quelli sì, italiani? nostri. Adesso non si ricorda. E allora, poi quando siamo andati via, che ci hanno andati via, insomma, profughi, siamo stati a Somavisione, tutto un fuoco, avevano acceso tutti i baracchi. Le baracche le hanno bruciate tutte allora? Tutte le hanno bruciate. Oh, quanto si piangevano i bambini perché ci davano le carote, ci davano i fichi, i soldati. Qualcheduni erano buoni, no? Ma qualcheduno erano anche cattivi, ci mandavano via, ci picchiavano. E qualcheduno poi ci chiamavano, venite. Prima guerra mondiale? Mi ricordi? Nonna sapeva sì, più erano vecchi, più tenevano a mente, ma noi bambini si teneva a mente le nostre cose, no? Sì, i fichi, le carote, insomma, tutte quelle robe, no? Per noi era. Allora ci hanno poi portati via, il papà ci ha portato col carro. Fino a dove? Fino al tagliamento, col bue e con la mucca. E un po' di roba di sacche. E tutta la gente del paese, quella che potesse, perché certi sono rimasti qui, certi sono andati via. Qualcuno è rimasto anche? Sì, diverse famiglie sono rimaste. E allora lì ci hanno scaricati e lui doveva lasciare le bestie e andare via, no? Il carro e bestie sue è andato col vostro carro? Le nostre. E chi lo ha dato poi, questo carro? Ma lì hanno dovuto lasciare perché non volevano che si dà a nessuno, hanno dovuto lasciare tutte le bestie e tutta la roba, tutto quanto, soltanto noi ci hanno fatto passare, insomma. Su che ponte siete passati? Al tagliamento dove? A Codroipo? Sì, può darsi. Io non vorrei dire una cosa che non so. E com'era la strada? Si ricorda la strada fino al tagliamento? Com'era? Sì, com'era? Era bella la strada. Non c'era confusione allora? Non c'era... Sì, c'era tanta gente che andava. C'era tanta ancora? Tanta gente che andava. Perché voi siete stati fra i primi a partire praticamente? Sì, quasi fra i primi, perché qui ci hanno mandato subito via, no? Quando hanno sentito che devono entrare dentro, allora ci hanno mandati via. E hanno bruciato tutte quante le baracche? Tutte le baracche, tutte. Oh, che fuoco che era, se andava giù di là. E noi bambini si piangeva sul carro, si dispiaceva per le nostre cose, no? Quali cose vi piaceva in particolare? Ci davano, come le dico, ci davano fichi, ci davano carote, ci davano quelle robe che davano ai bambini, e no? lei cosa si è portata via lei? Così? Ha fatto tempo a prendersi per il viaggio? Niente, la mamma qui ha messo tutto in un sacco, quello che era bisogno per cambiarsi. E poi è rimasto lì il sacco sul carro. Proprio non vi è servito niente? Siamo venuti giù, ci hanno mandato a Somma Vesuviana. Somma Vesuviana? Somma Vesuviana. E com'è stato il viaggio? Da dove avete preso il treno? A Casarsa allora? Subito? Sì, subito dopo passato il ponte. Passato il ponte era il pronto al treno. Grazie, molto gentile. Adesso devo prendere la macchina perché... allora siamo andati col treno, quello dei soldati, treno come li chiamavano. La tradotta? Sì, la tradotta, col treno. Lei di che classe è? Ha detto, del 12? Del 12. E il nome esatto come si chiama? Croci Rosaria. Rosaria? Ma le facevate davvero le volte le cubane? Le facevate anche voi? Sì. Sempre? Sempre si faceva. Adesso non. A Pasqua o che periodo le facevate? Pasqua, a Natale, insomma, anche prima e poi quando si aveva voglia di mangiare. E la ricetta, chi l'aveva inventata questa ricetta? Allora? Le mamme, le nonne. Ci mettiamo un po' dentro perché col cane, se no si sente solo il cane abbaiare. Ecco. Può mettersi? O fa silenzio? Lo chiudo dentro. Buono! O se no vuole lasciarlo fuori, non può lasciarlo fuori. No, già sulla strada viene sotto qualche macchina e poi chissà cosa succede. Ma è un maschio? È per quello che abbaia, Canaglia. Perché abbagli? Da sta buono. Bobby? Vabbè, io non lo porto fuori, non vado a fare l'assicurazione. Insomma, diceva di questa cubana che si faceva, è proprio una tradizione qui. Sì, una tradizione. Non è un'invenzione qui delle fabbriche. No.
proprio una tradizione, tutti facevano una volta le guvane in casa, poi hanno fatto il forno e allora tutti approfittano, prendono lì nel forno così non devono né lavorare né andare a spese, prendere spese in giro la roba. È tutto pronto lì. Ma la ricetta ha sempre sentito anche sua nonna a suo tempo la faceva? Sì, sì. Lei è sempre abitato qui in paese? Sì, sempre. Questo si chiama, che paese si chiama questo? Loc di Pulfero. Pulfero è il comune. È Loc. E via, che via siete? Oddio, non c'è via, non c'è via. Loc di Pulfero. Loc di Pulfero. Ma qui era un comune slavo una volta, o cioè di lingua slovena, oppure parlavate sempre italiano voi? Parlavamo slavo. Ah, Parlavamo slavo tempi addietro. Poi abbiamo incominciato a parlare in italiano. E adesso non sapete più parlare sloveno? Sì, che sappiamo parlare. Quindi se andate di là, vi trovate, sapete parlare, voglio dire? Ma noi con quelli lassù non ci troviamo perché loro parlano la lingua madre, noi si parla una lingua bastarda, sa? Ah, un dialetto come? Un dialetto, ci sono tutte le parole slave, furlane, italiane, sa? È una mistura, insomma. E neanche non ci parliamo, non ci capiamo con quelli lassù, perché loro parlano più la lingua madre. Ma è perché così solo per la lingua o perché non andate d'accordo proprio come persone? No, come persone, perché si va d'accordo. Sì, non c'è nessun motivo, insomma, solo che la lingua è cambiata, diciamo, sì, nel frattempo. Ecco, mi diceva che aveva 2 nomi, perché allora? Sì, mi hanno messo 2 nomi. Uno Rosaria, uno Ada. E allora? E di cognome invece? Crucil. Crucil Rosaria. Con la U, Crucil? Sì. È nata? A Loc di Pulfero. Sì, il giorno esatto. Il giorno il 9 settembre 1915. E qui è 12. È 12. E di mestiere cosa ha fatto lei? Cosa ho fatto? Casalinga e contadina. Parla come una maestra, parla bene? Sì, parlo bene. O no? Bisogna arrangiarsi, quello che si può Ma è fare. stata anche all'estero, è stata in giro? No. Sempre qui? Sempre a casa. Sono sposata, dopo un anno di matrimonio sono rimasta vedova, con una bambina di 3 mesi. Ho dovuto lavorare, tirare su. Come mai? Cosa è morto il marito? Mio marito è morto di otite. Di otite? Di otite, si vede piccolino. Pastrocciavano una volta in casa come pastrocciavano e dopo gli è venuto otite. Da piccolo si vede che era stato toccato? Sì. E poi è morto di meningite ultimamente. Avrà avuto 30 anni, poco più? Neanche 27 anni. Ma senti che roba. Sì. Porca mia, un disastro. E sono 62 anni che sono vedova. E ha mandato avanti la casa così bene. Sì. Guarda che brava, ha ristrutturato tutto, un giardino. Ci hanno anche aiutato dopo il terremoto, insomma. Dopo il terremoto. Perché qui era venuto, ha fatto Ma danni. è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa casa, soltanto l'hanno... Fuori non era fatta così, era più sassi, più così. E poi dopo abbiamo imbiancato e così va avanti. Avete avuto un contributo allora, buono? Sì, beh, non tanto buono, ma insomma un poco ci hanno aiutato. Col tenere da conto di quello lì, ancora un poco nostro abbiamo fatto, no? Brava, complimenti. E allora, ritorniamo al primo giorno qui che siete partiti e che avete visto... Lei cosa ricorda? È venuto i carabinieri? Chi è venuto a mandarvi via? Nessuno, uno del comune è venuto, ha detto che dovete andare fuori perché è pericoloso, è molto sul confine. Qui siamo pochi chilometri dal confine. Ma è venuto proprio uno del comune di Pulfero? Di allora? Pulfero. Chi era? Un messo? Chi era? Un messo, un sindaco, non so io cos'è, non mi ricordo cosa vuole, sono piccolina. Sì, ero piccolina, non so tutti i dettagli. Vabbè, non importa. E allora era mattina, pomeriggio che siete partiti? Cos'era? Mattina. Di mattina? Di mattina. E c'era già movimento di gente, di soldati che passavano per la strada, si ricorda? Sì. Qui, che scappavano giù, che andavano giù? Scappavano e andavano su. Ah, ce n'erano anche che andavano su? Anche che andavano su. Via vai, allora c'era. Con le macchine, con i trattori, come andavano su? Ah, non avevano macchine, andavano a piedi. Con i muli, con le bare, con quelle robe lì. Chi aveva macchine? Con i carretti, insomma. Sì. C'era un movimento quindi di soldati. Ma di gente civili. Voi eravate i primi a muovervi qui praticamente, a andare via? Sì, i primi, sì, perché si era proprio sul confine, no?
E quelli di Stupizza sono andati via anche quelli di Anche Stupizza? quelli lì, ma tanti di Stupizza sono tante rimaste, più di qui. Qui sono rimaste 3 famiglie, invece lassù sono rimaste diverse famiglie Sì? di Stupizza. Sì. E come mai potevano rimanere le famiglie? Sì, potevano rimanere, ma cosa vuole? Hanno provato di tutto. Hanno provato di tutto e li hanno maltrattati, sono venuti giù i tedeschi, ammazzavano maiali, ammazzavano mucche, quello che trovavano facevano altro che ammazzare e star zitti e non dire niente. E di voi qua del paese di Locke quanti sono rimasti? Ma 2 famiglie mi sembra. 2 o 3 famiglie. Come si chiamavano queste famiglie? Lì erano Manzini qui dietro. Manzini? Manzini, come si chiama? nome? Luigi. Luigi Manzini. Quella lì è rimasta. E E dopo? poi è rimasto un altro, come si chiamava? Oddio, non saprei dire. Aveva un soprannome Luigi Manzini? No. E l'altra famiglia chi era? L'altra famiglia erano sempre là dentro, come non so che cognome. Una era, va bene. Sentiamo. E allora ha preso il carro il papà, suo papà. Il mio papà. Voi cosa avevate in stalla? Quante mucche avevate? 2 mucche e un bue. Allora, uno l'ha lasciato in stalla e quella mucca che andava nel carro, che la metteva col bue, ha messo il bue e la mucca. E una mucca l'ha lasciata in stalla. A chi l'ha lasciata? A chi? Era quel Manzini Luigi. E ha detto che la mucca, quella mucca che è andata col papà giù a tagliamento, col carro, è venuta su, l'hanno portata sui tedeschi. L'hanno portata su, è venuta su da e sola? La mucca è venuta, è andata nella stalla, sapeva rispetto. Da sola? Da sola. E poi sono venuti, volevano che vada fuori, la mucca non voleva andare fuori, l'hanno ammazzata lì, nella stalla. Sì o no? Come si chiamava quella mucca? Parigina! Parigina, ma cos'era di razza? Che razza era? Grigio? No, era... Bruno Alpina, cos'era? Era manto rossiccio e... Insomma, quelle buche non di un pelo solo, insomma, di un... Rossiccia e cenere, così. È un po' cenere e un po' rossiccia. Sì. Ma era vecchiotta allora? Bene, aveva qualche anno, sì, aveva qualche anno. E lei è scappata dal tagliamento e è saputo... Dal tagliamento l'hanno portata sui tedeschi, volevano portarla lassù, la mucca si è ricordata dove abitava, è venuta giù, è andata nella stalla. Ma, cioè, fin dove l'hanno portata i tedeschi? Fin qui, e poi il resto hanno portato su di là. Ma quella lì... Quando si è vista qua nei pressi? Che non voleva uscire più fuori di stalla. No, avevo capito che era tornata dal tagliamento da sola. No. Con i tedeschi l'avevano hanno preso tutte le bestie che potevano l'avevano portate su di qua verso Cividale, verso... Sì, sempre verso qui e la mucca si è ricordata dove abitava, dove stava, è andata nella stalla. E lì volevano mandarla fuori che vada con le altre e non voleva andare. Capito. Allora l'hanno ammazzata lì in stalla. Questo gliel'ha detto chi è rimasto? Sì. E l'altra mucca che era rimasta qua che fine ha fatto? Non so io, di quella lì non so. Si vede che l'hanno portata già prima, ma l'hanno ammazzata prima. E il bue? E il bue, chissà, l'avranno ammazzata laggiù, quello lì era grande, grosso. Non avete preso neanche un soldo da nessuno? No. E le galline che avevate qui? Tutto è rimasto qui, cosa vuole? Ma vi sarete portati via qualcosa su un sacco? Un sacco di roba da cambiare, sì, la mamma ha portato, perché hanno detto per 2 o 3 giorni, andate via, ritornate, ma poi non siamo ritornati più, siamo rimasti laggiù 1 anno e 7 mesi a Somma Vesuviana. Somma Vesuviana. E come si è trovata là, lei che era bambina? Noi con i bambini anche con la gente, ci volevano tutti bene, non ci maltrattavano. Ad esempio quei bambini, non so, che parlavate magari un dialetto diverso? Sì, ma erano friulani, erano tanti friulani. C'erano tanti, vi siete trovati tanti friulani? Non si andava con i napoletani laggiù, eravamo sempre noi dalla nostra parte, però si parlava anche con gli altri bambini, ma noi per giocare, per fare, si era con i nostri. E con loro non ricorda qualche parola di loro napoletani lì, di Somma Vesuviana? No. Qualche uno che... Non ricordo. Non è andata a scuola anche, no? Era troppo piccola? Sì, all'asilo andava. È andata all'asilo. Da chi andava lì all'asilo?
Oddio, io. Dalle suore era organizzato del posto? Sì, o era il erano comune? suore e una maestra e suore erano. Ho capito. E, insomma, e per mangiare cosa mangiavate? E Dio, la mamma preparava come qui preparavano, comperavano, ci davano il sussidio e si comperava e si mangiava come qui le mamme facevano. C'era farina da polenta allora? C'era? Sì. Avevate da fare la polenta? Sì, ci sono arrangiate, no? E quanti eravate voi? Papà? Papà, la mamma e 3 sorelle, Lei era la più piccola? la media. La media. La media. Tutte donne? Tutte donne. E come mai il papà non era militare? E il papà aveva passato gli anni, non era militare. Di che classe era? Però 71. 7-1. E allora lui andava a lavorare nei boschi e Così portava a casa qualcosa? qualche soldo, insomma. Ma con chi andava, da solo o aveva fatto una squadra? Erano una squadra? No, si vede che erano diversi uomini che si conoscevano e andavano sotto un napoletano a lavorare, però li voleva tanto bene. Sì? Sì. Si ricorda come si chiamasse questo napoletano? Oddio, io non mi ricordo. Le è venuto in mente l'altra famiglia che è rimasta qui in paese? Cos'era? Speccogna Antonio, mi sembra. Antonio? Speccogna Antonio. Ha visto che si è ricordata. Sì, piano piano. Ma mi hanno detto che poi tanto è stato portato via dai tedeschi, ma tanto anche da quelli che erano rimasti qui in paese. Senz'altro. È vero questo? Le case erano vuote, gli uomini hanno detto se devono portare via i tedeschi portiamo meglio noi, e così quando siamo venuti a casa erano tutte le finestre con le lamiere, non c'era neanche un vetro e il fuoco lo facevano in mezzo alla casa. Chi lo faceva in mezzo alla casa? I tedeschi, no? I tedeschi. E allora mio papà quando è venuto la prima cosa è andato a prendere i vetri. Dove? A Pulfero, a Cibidale, non so io dove è andato. Insomma. Ma avevate messo via qualcosa, nascosto, qualche oro, niente? Niente. Avete trovato, quindi Niente. mobili, avete trovato tutto? No, niente. Ah, non avete proprio trovato niente? Niente non abbiamo trovato. Lenzuola? Niente, ma niente. E chi le portate via? E chi l'ha portate via? Hanno detto quelli delle montagne che venivano giù dai montagne. Può darsi che anche quelli che portavano, può darsi anche tedeschi li hanno portati, ma io non so. Insomma, non abbiamo portato niente, né lenzuola né niente, soltanto roba per cambiarci per 2 o 3 giorni. E quando siete ritornati, allora dove vi siete messi a dormire? Dove ci siamo messi a dormire? Nel fieno. Ah sì? Sì. Avete messo del fieno dentro in casa allora? Sì, o fuori. Non so io dove abbiamo trovato, però abbiamo dormito nel fieno. Dopo 17 mesi, che vuol dire che siete tornati in estate del 19? Sì. In primavera del 19? Sì, così. E la campagna com'era? La campagna era com'era? Era in ordine? Sì. Non avevano fatto trincee, roba del genere? No, qui non hanno fatto trincee, solo questi campi qui erano pieni di baracconi. Ecco, e i resti delle baracche c'erano ancora? Portato via tutto allora? Tutto. Quello che era stato bruciato dagli italiani quando erano scappati, sì. No? Quando siete tornati a casa c'erano ancora? Niente, non c'era più niente. Non c'era più niente, cosa vuole? Perché quello che è rimasto hanno portato via la gente che era qui, no? Ma poi qualcuno ve l'avrà dato indietro magari, si è preso delle lenzuola, si è preso... Niente, non ci hanno dato niente. Nessuno... Laggiù ci hanno dato lenzuola, ci hanno dato coperte. Laggiù a Sommo Vesuviano che dava ai profughi. E quello lì abbiamo portato indietro, quello lì abbiamo avuto. La roba vecchia, niente. Il vostro parroco, del dov'era? Di Pulfero o avevate un parroco anche qui? No. A Brischi, il parroco era a Brischi. È venuto anche lui con voi a Somma Vesuviana? No. Dove è stato quel parroco? Io non so dove è andato a finire. Però vi siete trovati senza parroci voi? Ma sicuro, si andava laggiù con quei parroci, laggiù. Vi trovavate, sì? Ma sì, ci volevano bene, non per dire che ci maltrattavano, non bisogna dire. Ci volevano bene, E volevano più bene ai profughi che ai loro bambini, perché i profughi erano più rispettosi e i loro bambini erano abituati e facevano quel che volevano, no? E noi si aveva paura, no? Si era più rispettosi noi che loro. I profughi sono buoni, dicevano,
i nostri sono cattivi. No. Ricorda qualche altro episodio, non so, uno che abbia fatto qualche scherzo, qualche, non so, la maestra che abbia detto che dicesse qualcosa? No, non ci maltrattavano, bisogna dire. Non ci volevano tutti bene. Ho capito. È venuto a trovarvi qualcuno poi, non so, qualche parente, non della vostra famiglia, magari degli altri fulani che c'erano qui, che erano militari, tornavano giù? No, niente, siete sempre stati da soli, insomma. Sempre soli. Noi e la mia zia, un'altra famiglia, quella, la casa è lassù. Come si chiamava vostra zia? Giuditta. Giuditta, e di cognome? Il cognome, aspetta che mi ricordo. Crucil? Birtic. Birtic Giuditta. Birtic? Giuditta. Con la C finale, Birtic? Sì. Birtic. Giuditta. Giuditta. E anche lei con famiglia? Anche lei con la famiglia. Quanti erano? Anche loro erano 5 ragazzi e lei. Il marito era soldato. Dov'era soldato? Non so se era sul fronte, non saprei dire. 5 figli erano maschi o femmine? 3 erano maschi, 2 femmine. 2 femmine. Quindi eravate un gruppo di cugini? Sì, che vi eravamo trovavate? tutti lì in quella villa, si aveva una stanza per famiglia. Eravate in una villa, insomma, Sì, e chi era il padrone di questa villa? Oddio, che non mi ricordo. Si ricorda? E c'erano, oltre alle vostre 2 famiglie qui di parenti, diciamo, c'erano altre famiglie di Loc? Sì, no, friulani, erano friulani. Ah, friulani di altro? Sì, friulani erano. Non di Loc? No. Solo voi 2 di Loc, No. a Somma Vesuviana? Sono vesuviana, sì. Perché li chiama friulani gli altri? Voi non siete friulani anche voi? Sì, ma quella volta a noi non ci chiamavano friulani. Cosa vi chiamavano a voi? Si diceva, noi eravamo sotto l'Austria in quella volta. Era come fosse sotto l'Austria, cioè? Sì. Li consideravano? Sì. No, ma il confine è sempre stato lì? Sì, il confine è stato sempre. Quindi non eravate sotto l'Austria? Invece era Austria lì, Austria-Ungarica era prima. Poi è venuta la Jugoslavia, poi. Sì. Dopo la guerra... Sì, ma voglio dire, ma voi non eravate sotto l'Austria, voi eravate italiani, insomma? Sì, si parlava italiano. Sì. Così, insomma, voi non vi consideravate fulani, ecco? No. Niente. Giusto, quelle famiglie sotto. E con i furlani come vi trovavate? I furlani sono più prepotenti. Ah sì? Sono più prepotenti loro. Allora, le faccio prendere qualcosa di freddo? No. In che senso sono più prepotenti? Si sembra che sono più signori, non so io, di noi, non so io, non capisco che cosa. Facevano pesare un pochino che loro erano più bravi, Sì. Si davano più... E davano più arroganza, comandavano di più, insomma, così. Ma di che paese erano? Oddio, io non so di che paese. So che erano sotto Udine, da quelle parti, giù di là. Della Bassa, diciamo. Sì. Non è che ricordi, non so, qualche paese, qualche nome di qualcuno? No. Con cui... Ma quei bambini però andavate d'accordo? Venivano all'asilo con voi i bambini o no? Sì, erano più grandi quelli. Più grandi. Allora vi maltrattavano magari i bambini, vi prendevano un po' in giro? Sì, perché loro erano più grandi e erano del Friuli, erano più signori di noi eravamo poveri, no? Dio buono. Cosa si deve fare? E poveri, così è, non credo che fossero tanto ricchi neanche loro. Bene, ma lo stesso, a loro sembrava che se sono più in giù sono più nominati, non so io cosa pensare. Ecco. Ho capito. Va bene, io non posso che ringraziarla, spero che venga fuori la fotografia, che gliela mando se viene fuori la fotografia. Va bene. Se mi dici il telefono, se ho bisogno di qualche cosa per telefonare, se non capisco, che numero ha di telefono? Se l'ha. 72 e 47 mi sembra. 726246. Bene. L'ultima 6. Quello lì è il nome. Ecco, questo è il mio nome, io sono da Treviso. Qualche altro episodio mi telefona o mi scrive? Sì, va bene. Scrivere no. Magari mi prende... Non posso con le mie mani, il telefono c'è. Cosa legge? Il libro Castelmonte, la Madonna Castelmonte? Castelmonte, sono abbonati. Ho visto, bravo. Complimenti per la sua
È tornata. A Parigina. Quella era una meraviglia. I tedeschi però fuori, l'hanno fatta fuori. Ah, tedeschi tutti, subito, i maiali subito, e mangiavano carne cruda e morivano crepati, morivano i tedeschi. E allora il signore, quello Luigi, che gli ho detto, che li hanno chiusi tutti in una stanza lassù nel bar, dovevano bruciarli tutti perché dicevano che hanno messo veleno nelle bestie, per quello morivano. Invece è venuto il dottore, ha detto di no, perché ha detto mangiavano carne cruda e per quello sono morti. Che dottore è venuto? Oddio, non so se era il nostro dottore o era il loro dottore. Ma così volevano ammazzarli? Tutta la gente volevano bruciarli. Ma era padrone del bar questo Luigi? Aveva un bar? No, il bar era un altro padrone, erano altri padroni. Quello del bar era scappato? No, era là sotto. Del bar. E volevano chiudere tutte le famiglie rimaste qui? Sì, tutta la gente è rimasta qui, hanno chiuso in una stanza che gli danno fuoco perché hanno detto che davano veleno ai maiali, alle bestie, invece loro non mettevano a bollire o a arrostire, insomma, mangiavano la roba, così. Mangiavano roba cruda, aveva tanta fame che mangiavano roba cruda. E con tanti giorni che erano senza mangiare, fame, si sono insaccati e sono morti. Ma senti che roba, non è che stessero tanto bene neanche loro allora? Ma sicuro, lassù non stavano bene per niente. Quando sono venuti giù hanno fatto piazza pulita di tutto. E ne sono morti tanti, allora crepati così? Sì, hanno detto che sono diversi sono morti. E quel dottore è venuto, ha salvato tutta la gente, ha detto andate a casa che voi non avete nessuna colpa, sono da soli colpa, perché hanno mangiato troppa roba cruda. Ma nessuno è stato ucciso comunque dai tedeschi? Qualche donna che siano saltate addosso, qualche donna? Che a volte succede che i soldati... Sì, no. Non risulta insomma. Non risulta. Sono passati e andati via, insomma, hanno mangiato quello che avevano mangiato. Sono andati giù al tagliamento, giù di là, giù al Piave, e poi quelli che sono rimasti qui sono ritornati su. Qualcuno è ritornato su dei tedeschi? Senz'altro. È ritornato su dei tedeschi, dice? Sì, sono andati su nelle loro case, hanno fatto la ritirata e sono andati, chi è rimasto è andato su. Alla fine della guerra, dice? Sì. Vabbè, allora non posso che ringraziare nuovamente. Sì, vabbè. La saluto, buonasera. Buonasera. Arrivederci, grazie.